comodi, dottore. Allora siamo in diretta ancora una volta e questo è il sesto, scusate, è il sesto incontro del ciclo che Mestre Mia, delle dirette di Mestre Mia sul gruppo Facebook di Mestre Mia, appunto, scusate il bisticcio di parole. Oggi domenica 10:30 l'appuntamento era ed è con il candidato sindaco Pierpaolo Baretta della lista Baretta Sindaco, giusto? Il solito rituale è quello di ogni incontro che facciamo con i candidati sindaco e nel quale i due fratelli trevisan, che non finiremo mai di ringraziare per l'ospitalità che ci hanno offerto in questo showroom del loro punto vendita di Corso del Popolo 95, faranno un omaggio, diciamo, al qui presente Pierpaolo Baretta. Alessandro, eccoti qua. Bene, rinnoviamo l'in bocca al lupo per la campagna e un semplicissimo pensierino. Molto e ringraziando chiaramente che è passato nel nostro negozio. Ma in realtà i pensierini sono due, perché c'è anche grazie. La ringraziamo per la sua presenza. Giusto. Le auguriamo il meglio per la campagna. E complimenti, per una bellissima idea quello di fare questi incontri politici in un luogo aperto, di fatto il pubblico è vivo. Grazie. Esattamente. E siamo poi in città. In città, eccola lì. Nella famigerata Corso del Popolo. Bene, grazie. Vi auguro un buon dialogo con Maria Laura Faccini, un ringraziamento a Francesco Brunello e a tutto lo staff di Mestre Mia qui presente. Grazie ancora. Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini di Mestre Mia dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Bene, cari amici, buongiorno. Se vuole, buongiorno, ecco, perfetto. Grazie. Buongiorno e ben ritornati a questa serie di appuntamenti. Questa mattina, come diceva Andrea, il nostro presidente di Mestre Mia, abbiamo con noi Pierpaolo Baretta, quindi intanto lo ringrazio per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Io, appunto, come diceva Andrea, sono Maria Laura Faccini, sono di Mestre Mia e desidero ringraziare anche a titolo personale nuovamente i fratelli Alessandro e Massimo Trevisan per l'accoglienza, perché dicevamo prima che alla fine ci chiederanno anche l'affitto, perché siamo qui ogni giorno in continuazione, quindi ci prepareremo. E ringrazio appunto e saluto Francesco Brunello e Sabrina Scarpa, la nostra fotografa. Ricordo come sempre che gli ascoltatori potranno scrivere delle domande sia nella chat della diretta che anche e soprattutto tramite il nostro indirizzo mail, quindi amministrative2020@mestremia.it, e poi la diretta la facciamo adesso e poi il video completo sarà possibile vederlo da domani sul canale YouTube digitando Tribuna Amministrative 2020 e poi sul gruppo anche di Mestre Mia. Dicevamo che oggi è il sesto appuntamento con il candidato Pierpaolo Baretta, che si presenta con la coalizione Baretta Sindaco. Un piccolo profilo del candidato. Allora, nato a Venezia nel 1949, sposato con un figlio, ha vissuto a Zelarino, Chirignago e Mestre. Il suo impegno sociale e politico comincia negli anni 60 ed è fortemente segnato dalla militanza nell'associazionismo cattolico e nei movimenti studenteschi giovanili. Fondamentale l'incontro con il sindacato, che avviene quando, era giovanissimo, comincia a lavorare in uno stabilimento metalmeccanico a Porto Marghera. Alla fine degli anni 70 diventa segretario provinciale CISL e successivamente viene eletto segretario regionale del Veneto. Con queste responsabilità segue i grandi processi di ristrutturazione che coinvolgono in quel periodo il polo industriale di Porto Marghera. È stato componente del comitato consultivo della CECA, cioè la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. In seno alla CISL ha seguito i settori dei servizi bancari e finanziari, in particolare i processi di privatizzazione della Telecom e la riorganizzazione di Poste Italiane. Eletto deputato per il PD nel 2008, rappresenterà Venezia per 2 legislature.
Durante la XVI legislatura è capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Economica. Nel 2014 viene nominato sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel governo Renzi e poi nel 2016 nel governo di Paolo Gentiloni. Nel secondo governo Conte, quindi recentemente, è stato nominato a settembre 2019 sottosegretario sempre presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi un profilo di tutto rispetto e anche per questo insomma siamo lieti di averla tra noi. Bene, allora direi di cominciare con una cosa facile facile. In una frase, come descriverebbe Mestre? Un pezzo di futuro mancato. Bene, grazie. Poi qualcosa invece di più importante, nell'ambito della sua attività politica e di governo naturalmente, in quale modo ha potuto aiutare Venezia e quindi nell'ambito del comune Mestre e la terraferma? In diversi modi. All'inizio della mia esperienza prima di parlamentare, prima ancora che di governo, sono riuscito a trovare delle risorse che sono servite per delle scuole, per delle palestre a Mestre e anche ovviamente a Venezia. Successivamente nell'attività di governo ho contribuito indirettamente e direttamente a far affluire 1.300 milioni che nei 5 anni di governo del centro-sinistra sono arrivati, tra l'altro ovviamente senza guardare il colore della giunta, perché qui c'era già la giunta Brugnaro, ma l'importante era la città. È cominciato con i 400 milioni quando Renzi era Presidente del Consiglio, il patto per Venezia, poi io personalmente ho contribuito ai 260 milioni della legge speciale, ulteriormente 60 quest'anno quando sono ritornato al governo, poi 100 milioni per Porto Marghera, la viabilità di Porto Marghera, complessivamente insomma sono oltre 1.300 milioni di risorse. Essendo al Ministero dell'Economia questo mi pareva il modo per aiutare la città. Bene, grazie. E lei sta muovendosi molto in città per incontrare residenti, comunità straniere, categorie commerciali e quindi ritiene lo scambio continuo una cosa fondamentale nella sua campagna elettorale. Naturalmente questo avviene anche con gli altri suoi avversari. Secondo lei che cosa ha lei? Cosa ci mette in più in questo rapporto con i cittadini, con i residenti e che cosa ha ricevuto in ritorno? Ma ci metto in più quello che poi ho adottato come slogan della mia campagna elettorale, cioè insieme, cioè l'idea che una città si governa, certamente ognuno ha le sue responsabilità, il sindaco ha una responsabilità primaria, ma non può essere tutto accentrato in una sola persona o in pochissime persone, ci vuole proprio una capacità, la fatica della democrazia la chiamo, di coinvolgere le associazioni, i territori, i negozianti, cioè avere questo costante flusso che è fatto di critiche e suggerimenti, no? Allora io ci metto questo in più, cioè l'idea di insieme, un modo per decidere collettivamente qual è il futuro della città. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che ci metto è un po' di esperienza e forse anche la possibilità che un rapporto tra Mestre e Venezia e Roma, anche in termini di ulteriori risorse, possa essere realizzato. Certo. Ecco, restiamo un attimo nel settore delle comunità straniere. Allora, il 31 dicembre 2019 i residenti stranieri nel comune di Venezia hanno raggiunto il numero di 39.000, di cui 33.000 in terraferma, quindi un numero veramente consistente. Solo alcune associazioni locali con buona volontà, con spirito di servizio diciamo, hanno messo in atto attività culturali, sociali per poter dare una mano a queste famiglie che naturalmente noi parliamo di regolari, per cui ci sono piccoli imprenditori, ci sono le persone che lavorano a Porto Marghera, che lavorano anche nelle case e così via. Però da parte delle amministrazioni, anche quelle succedute, che hanno preceduto e quindi non del colore politico diciamo fucsia, non hanno saputo operare un buon processo di integrazione, perché effettivamente ci sono delle zone della città che sono io le chiamo enclave, perché ci sono solamente stranieri
che in effetti non sono integrati, soprattutto dal punto di vista della persona, del femminile, delle donne. E poi i bambini ne abbiamo tanti che frequentano le scuole. Quindi lei ha valutato questo aspetto e in che modo vorrebbe aiutare, andare incontro a questo processo di integrazione che poi vedrà questi stranieri come cittadini del domani? Intanto sorprende il numero, sono oltre 150 comunità che poi confluiscono in quei numeri rilevanti che lei ha citato prima. E quindi già questi numeri, il numero delle etnie, delle comunità e il numero assoluto delle presenze fa riflettere sul fatto che è indispensabile un processo di capacità di integrazione. Ecco, lei ha usato una parola che penso sia un punto su cui bisogna assolutamente lavorare, la parola enclave. Cioè la cosa più pericolosa di un mancato processo di integrazione è che si separino i rapporti e che le comunità straniere tendano a chiudersi, e se si chiudono in luoghi o anche in mentalità, questo diventa un problema proprio di rapporto faticoso. Quindi bisogna evitare che ciò avvenga, e questo significa affrontare delle questioni, la scuola, cominciare dai bambini, no? che sono un punto di contatto positivo tra le persone, i servizi sociali e la capacità di coinvolgere i rappresentanti delle associazioni anche in un'idea condivisa di ordine, di condivisione di valori. Cioè è chiaro che in una comunità come la nostra c'è il rispetto dei valori di tutti, ma anche la condivisione dei valori prevalenti, e quindi credo che questo possa essere fatto se si coinvolge le comunità. Io per esempio sono molto contento che in queste elezioni, un po' in tutte le liste di tutti i colori politici, ci siano rappresentanti delle comunità. Sì, infatti abbiamo visto che anche lei perché questo è un modo, quando si diventa consiglieri comunali o consiglieri di municipalità, è difficile non essere coinvolti nella gestione integrata, no? Quindi non solo spetta a noi proporre l'integrazione, ma spetta a chiedere anche a loro un processo di integrazione. Credo che questo sia il punto fondamentale. E poi c'è un problema di aree della città, ci sono delle aree più esposte, e questo è un tema che è al limite tra l'integrazione e l'ordine pubblico, ma tutta la parte che stiamo incontrando di comunità che hanno, come dire, voglia di esserci, di intraprendere, sono alleate contro la degenerazione. Poi del degrado della sicurezza ne parliamo dopo. Cambiamo completamente argomento, parliamo del Parco di San Giuliano. Il Parco di San Giuliano è esteso per 74 ettari, è uno dei più grandi d'Europa. È tra gli interventi di riconversione urbana e di bonifica ambientale più significativi in Italia per complessità e anche articolazione, e costituisce una zona ricca di biodiversità e di nidificazione di molte specie di uccelli. Negli ultimi anni la vocazione esclusivamente verde si è incrociata con manifestazioni musicali sempre più invasive e ora con progetti di cementificazione volti a mutarne parzialmente e stabilmente la destinazione. Cosa pensa in proposito? Il parco va mantenuto esclusivamente come tale o può coesistere con altre destinazioni che a questo punto non sembrano più temporanee? Si parla addirittura di tribune fisse per spettacoli fino a 80.000 persone. Cosa pensa lei di questo? Io penso che l'area che va da Forte Marghera compreso, passando per San Giuliano e arrivando fino a Campalto, è uno straordinario waterfront che il mondo ci invidierebbe. Allora noi dobbiamo assumere questa idea, cioè abbiamo a disposizione un insieme di spazi. Nel caso di San Giuliano, come lei ricordava, è stato un salto clamorosamente positivo per la città, ma tutto il pezzo successivo fino a Campalto può essere riqualificato. Allora in quest'area così complessivamente intesa, Forte Marghera, che tra l'altro è vicinissimo alle università, non dimentichiamolo, Forte Marghera, San Giuliano, Campalto, possono coesistere la natura portata al suo massimo splendore, con Venezia davanti e quindi Mestre che diventa anche un punto di riferimento di affaccio sull'acqua, con altre attività di tipo sportivo, di tipo culturale che si possono integrare. Questa mi pare la vocazione di quest'area, ma bisogna pensarla in questo modo, utilizzare l'idea del waterfront.
ci sono esempi in Europa e nel mondo che possono essere semplicemente presi a riferimento. Quindi la cementificazione, diciamo, quello che sembra un processo che si stia attuando in questo periodo, non è proprio consono l'utilizzo di suolo va fermato, cioè ne abbiamo abbastanza, ci sono altri spazi per fare operazioni diverse. Diverso è il caso di pensare alla coesistenza appunto con attività sportive, attività culturali, questo sì, cioè un'area verde non è un'area ferma, sì, è un'area viva, no? Un'area verde non è un'area immobile, è un'area che può, anzi deve avere tante attività condivise, ma pensiamo alla straordinaria potenzialità della parte nautica, dalle remiere alla vela, e pensiamo a che passeggiata sarebbe anche con presenze, diciamo, di ristorazione eccetera, questo percorso che ho detto tra ma anche l'utilizzo dei canali di Forte Marghera come punto di riferimento nel rapporto di un turismo di qualità verso Venezia. Ha le idee ben chiare su quello che vorrebbe. Sì. Ecco, lei ha citato Forte Marghera, siccome noi siamo un'associazione mestrina e ci teniamo al fatto che i nostri candidati sindaco conoscano almeno qualcosa di specifico, mi sa citare qualche altro forte di quelli che ci sono qui? Allora, oltre a Forte Marghera. Oltre a Forte Marghera, che è quello forse più conosciuto. Beh, Mezzacapo, Cosenz, Forte Tron, che sta dall'altra parte, il Gazzera, sì. Gazzera molto interessante. Sono 12, anzi sono 11 più una polveriera. La polveriera, esattamente. Perché una è la polveriera. No, questo lei ha toccato un tema che io considero fondamentale, perché è un polmone verde straordinario attorno a Mestre, che fa pandan con quello che ho appena detto del waterfront. Cioè noi dovremmo assumere il tema dei forti come un unico itinerario, il trincerato dei forti, anche collegandoli per esempio con piste ciclabili adeguate, con mezzi elettrici. Facciamo un polmone verde che i mestrini, e non solo i mestrini a quel punto, possano godere, e quindi lavoriamo per riqualificarlo assieme anche a chi se ne occupa. Bene, grazie. Parliamo adesso di commercio. Lei sicuramente sarà stato anche sollecitato da altre fonti e da altre parti. Non è più rinviabile un piano di riqualificazione specificamente proprio mirato alla ripresa economica di Mestre, che presenta aspetti naturalmente molto diversi dai problemi quindi di Venezia centro storico, e che però non può venire relegata a una periferia, luogo di, appunto come dicevamo l'altro giorno, di alberghi low cost oppure di centri commerciali. Si legge anche proprio in questi giorni sui giornali che qui in via Torino ci sarà un'altra edificazione di un altro albergo bellissimo, però un altro albergo. E Piazza Ferretto è diventata il fantasma di se stessa, ma non solamente Piazza Ferretto, ma anche tutte le zone circostanti. E qui facciamo anche riferimento, già che ci siamo, all'area dell'ex Umberto I, quindi anche quella bisogna porre attenzione su che cosa diventerà quel luogo, di cui anche adesso si parla molto. Quindi nel suo programma cosa c'è di specifico, di tangibile, su cui mettere le mani da subito e poi magari sviluppare il medio-lungo termine a proposito del commercio? Dunque è evidente l'analisi, cioè il commercio oggi a Mestre è in una crisi, lo si vede camminando per strada. Allora la prima cosa che bisogna fare è coinvolgere i commercianti, cioè avere un rapporto diretto, immediato con loro per discutere quali sono le potenzialità e i piani di rilancio. La cosa che si può fare praticamente subito è intervenire sui parcheggi, sia a favore dei commercianti, perché non è un commerciante che non abita qui e che viene con la macchina, deve avere qualche facilitazione, sia a favore dei residenti e sia a favore dei clienti. Per esempio, perché non pensare a delle fasce orarie nelle quali il cliente possa avere il parcheggio gratuito finché fa gli acquisti, oppure il sabato e la domenica il parcheggio gratis, mentre invece a residenti e commercianti averlo stabilmente. Secondo luogo bisogna incentivare la riorganizzazione degli spazi, perché in molti casi, cioè aiutare chi per esempio ci sono i negozi sfitti, chi decide di assumersi l'onere anche, no, di riprendere un negozio sfitto abbia delle facilitazioni.
si può pensare anche delle facilitazioni fiscali, cioè per un periodo di tempo se tu prendi e riapri un negozio che è sfitto hai un vantaggio fiscale su quello che il comune può fare, perché stiamo parlando del comune, poi ci si può impegnare anche e terza cosa più delicata, affrontiamolo, pensare alle viabilità. Io sono favorevole agli scambiatori perché questo aiuta un accesso meno faticoso in città. Quindi queste tre cose immediatamente possono essere messe a disposizione dei commercianti. Ma lei ha toccato un punto, non so se poi intendeva parlarne, ma intanto lo accenno, che è quello di un ripensamento anche di aree complessive. È chiaro che se noi facciamo il triangolo, prendiamo la stazione, Piazza Barche, l'ex Umberto I, o abbiamo un'idea di riqualificazione complessiva, cosa che mi pare non è stata fatta in questi anni, oppure tutti questi discorsi poi rischiano di essere discorsi che non approdano a un risultato reale, cioè il commerciante deve avere delle facilitazioni, ma deve essere inserito in un contesto urbano che sia riattivato e sia rimesso in moto. Questo lei è di Mestre e lo sa. Una delle cose che senti tutti i giorni è ma una volta no, c'era più vita. Allora questo è forse l'unico caso in cui è da pensare a un ritorno al passato, per il resto no. Lei ha detto prima, anche citando le precedenti amministrazioni, io non sono della tesi che la critica a questa amministrazione, che è una critica netta, sia il ritorno al passato. Noi dobbiamo lavorare sul futuro, perché sul passato abbiamo cose positive e anche dei limiti che sono evidenti, quindi basta questo discorso di un revival. Certo, questa giunta da 5 anni sta dimostrando su queste cose che stiamo dicendo di non aver risolto i problemi. Infatti anche parlando con i cittadini, perché noi siamo sempre molto attivi, c'è la convinzione e anche la consapevolezza che non sia mai stato fatto un lavoro con un disegno per il futuro complessivo, ma solamente degli interventi più o meno a spot che però non hanno disegnato una città, hanno solamente tamponato le cose del momento, e quindi ci vuole invece per Mestre e per tutta la terraferma qualcosa di diverso. Beh, lei nel documento che ha preparato e che ho visto che si è diffuso ha usato un'espressione molto, molto bella: asfaltare non è governare. Io ne uso una veneziana, stucco e pittura. Stucco e pittura. Ecco, cioè noi non possiamo andare avanti con una città a stucco e pittura. Per esempio, lei citava prima gli alberghi e gli ipermercati. Io su questo ho un'opinione precisa: 5 anni di moratoria, basta licenze per gli alberghi e basta licenze per gli ipermercati, nel primo caso perché così difendiamo anche gli alberghi che ci sono, e non c'è bisogno, soprattutto dopo questo momento di difficoltà del commercio, di riempirci di ulteriori alberghi. Abbiamo un serio problema di residenza, e moratoria alle licenze degli ipermercati, perché è del tutto evidente che il negozio di vicinato è ritornato ad essere, anche dopo l'esperienza di questi mesi difficili. E allora nel ragionare sul commercio bisogna anche avere un quadro più strategico per 5 anni, perché sarebbe sciocco dire per sempre. Per 5 anni fermiamo le licenze agli ipermercati e lavoriamo per invece ristabilire una presenza di negozi di vicinato che sono un modo per rivivere la città. Ecco, lei poco fa ha parlato della residenzialità. Noi abbiamo dei grossi problemi qui, come a Venezia naturalmente, e abbiamo uno spopolamento continuo anche qui della terraferma. E bisogna invertire la rotta, perché non possiamo permetterci che delle persone, dei giovani o anche meno giovani che vogliono formarsi una famiglia non riescano a trovare una sistemazione che sia anche accessibile, e non sto parlando solamente della residenzialità pubblica ma anche privata. Perché per esempio qui a Mestre ci sono degli affitti altissimi, sempre che se ne trovino, quindi anche in questo caso, e anche questo ci è stato portato all'evidenza dei cittadini, bisognerebbe che il Comune facesse un'opera di
come possiamo dire, di studio, esattamente, di questo, anche alla luce del fatto che costruendo, anche per esempio c'è l'idea nel buco dell'ex Umberto I, questa edificazione di appartamenti, tutti si aspettano che questi appartamenti siano bellissimi, che abbiano dei prezzi inaccessibili, e quindi ci vuole un aiuto per lo spopolamento, dobbiamo tenere i giovani qui. Come pensa di poter affrontare questa cosa? Guardi, intanto la prima cosa è rendere evidente a tutti questo dato che lei citava, che è poco invece percepito, che è quello che stanno diminuendo gli abitanti in tutto il comune, perché normalmente si parla del centro storico di Venezia. Quando ero ragazzo io a Venezia c'erano più del doppio delle persone che ci vivono oggi, e quindi è evidente la priorità e il problema, ma in tutto il comune, quindi anche Mestre, sta subendo uno spopolamento. Io penso che il comune possa fare molto, perché possiede molte case e le possiede distribuite in tutto il territorio. Via Piave, da una parte c'è la droga e dall'altra ci sono molte case del comune abbandonate e chiuse. Altobello è a 5 minuti esatti da Piazza Ferretto andando piano, e ci sono decine e decine di appartamenti del comune chiusi in palazzi che meritano un intervento profondo, non c'è dubbio, e lei citava giustamente che cosa può diventare l'ex Umberto I, che va vissuto in questa chiave di un prolungamento del centro, no? Allora, proviamo a immaginare il centro di Mestre allargato, no? Con il fatto che c'ha decine e decine di case comunali chiuse e abbandonate. Se invece in un arco di tempo relativo, insomma, un paio d'anni, si cominciasse a rimetterle nel mercato a prezzi calmierati per giovani coppie, per persone. Parlavamo prima dei commercianti, potrebbe essere qualcuno che è interessato, no, ad avere un'abitazione più vicina a dove lavora, ovviamente in tutta libertà, no, penso a pendolari, quindi immaginare una residenzialità pubblica organizzata, e tra l'altro per le risorse possiamo accedere ai fondi del bonus energetico 110%, questo ha un primo valore di risposta, ma consente anche di avere un'autorevolezza maggiore come comune per intervenire in un confronto con i privati, ecco, perché dimostri che stai facendo, sì. E nel rapporto con i privati ci sono da fare due operazioni: una, incentivare chi è disponibile, e poi distinguere nettamente tra il singolo cittadino che magari affitta per arrotondare la sua pensione, eccetera, e invece la grande speculazione internazionale che soprattutto in centro storico, ma sta cominciando anche a Mestre, prende in affitto blocchi di case e poi le gestisce in un modo che è alternativo a una residenzialità. Quindi il tema della residenzialità implica un ruolo attivo del comune come protagonista del mercato, cioè deve essere in grado di orientarlo attraverso queste diverse modalità che ho detto. E ripeto, anche in questo caso le moratorie di cui abbiamo parlato prima possono essere di aiuto, soprattutto per la parte degli alberghi. Però a me ha sorpreso il numero rilevante di case chiuse che il comune ha, ed è veramente un peccato. Abbandonate, e non tocco l'Aper, che è l'altro pezzo che si affianca, col quale bisognerà entrare sicuramente in contatto perché si affianchino a questo progetto che sto dicendo. Quindi anche Mestre ha un potenziale straordinario, e l'idea è sempre quella di pensarla in una chiave che non sia soltanto la congiuntura, ma un'idea di cosa sarà tra 10 anni. Bene, no? Bene. Ecco, parlavamo prima del degrado. Allora, a luglio 2018 a Mestre c'è stato quel famoso Maxi Blitz antidroga che ha avuto risalto nazionale. Però a Mestre non è cambiato moltissimo, perché i residenti di Via Piave sono comunque sempre martoriati da passaggi continui. Questo fenomeno di degrado si è progressivamente spostato in Via Cappuccina, qui in Corso del Popolo, e se non viene fatto qualche cosa, e poi lei mi dirà che idea ha,
e la tendenza è quella di spalmarsi in tutta la città, cioè chiaramente dove c'è domanda c'è anche offerta, però bisogna fare in modo che questo tipo di degrado, non parliamo della delinquenza diciamo normale, certo. però questo tipo di degrado legato allo spaccio deve essere arginato in qualche modo. Allora, lei è, primo, solamente, diciamo, è contrario alla repressione e che tipo di repressione, e poi che cos'altro farebbe, che altre idee ha per bloccare questo fenomeno? No, io non sono contrario alla repressione, ci mancherebbe altro, considero inutile fare solo quella, cioè perché alla fine è un circuito che non completa, noi dobbiamo usare tutte le tecnologie disponibili di terra e di aria vuol dire droni e telecamere e organizzare un controllo del territorio efficace. Dobbiamo coordinare le forze dell'ordine. Io capisco che l'amministrazione uscente dopo il blitz doveva dimostrare qualcosa, ma guardate che i vigili da soli non possono risolvere un problema che ha un bisogno anche di indagini e di analisi e di conoscenza del fenomeno che va oltre le competenze, quindi bene che ci siano i vigili, ma diamo un forte coordinamento con le forze dell'ordine, le forze di polizia, e facciamo un controllo serrato del territorio con presenza, presidi continui. Questa per la parte, diciamo, intervento sicurezza con molta efficacia, ma contemporaneamente noi dobbiamo rimettere in circuito gli operatori di strada, i mediatori culturali, dobbiamo lavorare con le parrocchie, con le associazioni e creare un clima che sia tale che tu hai una percezione esatta che il disagio va oltre il problema repressivo, che pure va fatto, perché lì devi affrontarlo talvolta anche a monte. E attenzione, non occupiamoci solo degli spacciatori, perché il problema vero è che qui Mestre sta diventando un'arena dove vengono da fuori, qui dobbiamo anche monitorare bene i movimenti degli utilizzatori. Altra cosa però che bisogna fare, ritorniamo al ragionamento di prima, bisogna riqualificare i quartieri, cioè che il degrado si annida dove non c'è vita. Allora è chiaro che se io invece faccio un'operazione dove cerco di rendere il quartiere un quartiere più normale, più vivo, in uno di questi incontri un commerciante mi ha detto: certo, se noi tenessimo le luci accese fino a mezzanotte già sarebbe un deterrente. Ovviamente immediatamente dopo ha posto il problema di essere aiutato in questa spesa, e io penso che sia giusto. Potremmo fare un'alleanza con i commercianti, sia per magari tenere aperto qualche ora in più e sia per avere anche questo supporto. Ma è chiaro che se noi teniamo la stazione di Mestre così com'è, quindi c'è anche un grande piano sulla stazione di Mestre, che è diverso il mio da quello che oggi viene presentato dall'amministrazione, ma è chiaro che se noi non pensiamo a una riqualificazione del quartiere, quindi tre cose: repressione e controllo del territorio, disagio, operatori sociali e investimento, soldi sugli operatori su questa attività assieme alle parrocchie e alle associazioni, e terzo, riqualificazione del quartiere, che diventi un quartiere normale e vivo. A quel punto la deterrenza c'è forte. Bene. Parliamo di solidarietà. Sul nostro territorio è molto estesa la rete di solidarietà delle parrocchie, che che lei ha appena citato, dei gruppi cattolici, mense, gruppi di ascolto, la Caritas, San Vincenzo, gruppi caritativi, volontariato, a cui fanno riferimento tantissime persone in difficoltà, indipendentemente dall'appartenenza religiosa naturalmente, soprattutto in questo periodo di grande sofferenza dovuto all'emergenza, quindi sofferenza sia economica ma anche umana. Come si propone di sostenere questa presenza a livello operativo e non solamente con dei buoni propositi, diciamo così? Ecco, lei ha usato il termine sostenere, che mi pare un termine corretto, nel senso che il punto di partenza è che la sussidiarietà è un valore. In questo caso il Comune non ha, diciamo, non è detto che debba essere lui che interviene in prima persona a gestire tutti questi servizi, questi interventi, e forse in questo c'è una discontinuità più lunga di quella rispetto all'attuale giunta. Credo che bisogna metterci risorse, cioè il bilancio
del comune deve avere, cosa che invece sono state tagliate in questi ultimi anni, il bilancio del comune deve avere un incremento di risorse destinate alla solidarietà, e siccome ci sono, come lei ha detto, delle esperienze molto forti tra l'altro nel territorio, molto organizzate, allora costruiamo un patto con loro e favoriamo il loro lavoro, consentiamoci di ampliarlo, diamogli tutto il supporto necessario, no, lei ha detto non solo a belle parole, io penso con risorse, cioè una quota di bilancio maggiore di quella attuale va destinata alla solidarietà attraverso la sussidiarietà. Ecco, lei parla nel suo programma di patto di reciprocità, quindi si può anche collegare a questo che lei ha appena detto o è una cosa più ampia, più generale? No, è più ampio e più generale, comprende anche questo, cioè il patto di reciprocità parte dal presupposto di cui avevamo accennato all'inizio, e cioè che solo governando in un rapporto condiviso si riesce a costruire delle cose che abbiano un loro costrutto. Qui c'è il problema, ad esempio, di immaginare una consulta permanente con l'associazionismo, adesso abbiamo parlato di quello della solidarietà, ma pensiamo alla cultura, no? Pensiamo alla cultura a me. Ne parliamo dopo. Okay? Ecco, per dire, quindi il patto di reciprocità è una casa delle associazioni, una consulta costante delle associazioni che facciano sì che ci sia questo rapporto. Si può anche pensare a una cosa più strutturata, cioè in qualche modo Mestre e Venezia sono città unite perché è stato scelto tante volte che restino unite, quindi partita chiusa, ma sono città che hanno ciascuna una loro specificità e quindi la reciprocità può essere intesa anche una sorta di parità, no? nel percorso. Ecco. E a questo proposito io penso che tra le prime cose che bisogna fare è fare un prosindaco per Mestre. Ecco. Se poi lo chiamiamo prosindaco o vice sindaco lo decideremo insieme. So che c'è un dibattito su questa terminologia, ma prosindaco evoca una storia. Certo, infatti questa era una delle domande successive. Allora, no, ma scherziamo, no, ma adesso ci rientriamo. Allora, lei ha espresso la volontà di ripristinare compiutamente il ruolo delle municipalità come primo raccordo, diciamo, dei cittadini. Altri suoi invece concorrenti non sono assolutamente d'accordo perché anche su scorte, diciamo, di sprechi del passato, di centri di potere o comunque di inutilità non sono assolutamente d'accordo. Perché invece lei punta sulle municipalità e probabilmente, anzi glielo chiedo perché non posso sapere, ha idea di una municipalità diversa da quella di prima, strutturata in modo diverso, e tra l'altro, parlando del prosindaco, come si calerebbe il prosindaco in questa, perlomeno nella municipalità di Mestre? Sì, allora la municipalità diversa da quella di adesso è facile perché adesso non ci sono, Brugnaro le ha azzerate tutte anche in maniera esplicita, non c'è ombra di dubbio. Io penso che invece le municipalità, come le consulte delle associazioni di cui ho parlato, siano un punto di riferimento preciso per avere un costante dialogo con i cittadini. Io penso a un comune a chilometro zero, per capirci, dove c'è una quotidianità nel rapporto. Ora è inutile far finta, non ci riesce nessuno, neanche chi pensa di essere l'uomo solo al comando. Il sindaco non è presente dappertutto, non è Sant'Antonio, non ha il dono dell'ubiquità, o è in grado di governare con una dimensione collettiva che lo aiuta, e allora è in grado di affrontare tutti i problemi e dare risposte, altrimenti i problemi restano lì e magari vengono affrontati tutti l'ultimo mese, come sta succedendo adesso. Mestre viene asfaltata quotidianamente, il che per carità meglio per i cittadini, ma dimostra anche quanti ritardi sono stati fatti se si fa tutto l'ultimo mese. Ma a parte questo è chiaro che allora le municipalità hanno un compito, vanno ripensate. In che senso? Bisogna decidere quali sono i compiti che devono avere e che non ci siano doppioni, perché è inutile che ci sia un compito della municipalità e poi lo stesso compito assolto ad altri livelli. Io penso per esempio che la manutenzione ordinaria del territorio sia un compito che la municipalità può assolvere con più rapidità
di quella che invece un iter burocratico, no, comporterebbe. E credo che a questo punto bisogna anche pensare a un po' di finanziamenti che consentano di gestire questa, ad esempio, ordinaria amministrazione in maniera più efficace. È chiaro che una municipalità che funziona è più vicina ai cittadini, ma solo nel territorio di terraferma, per usare questa terminologia, le municipalità sono 4, no? Marghera, Mestre, Chierignano Gazzara e Favaro. Allora forse un coordinamento di questo lavoro, ma un coordinamento generale, è indispensabile. Ecco perché io penso che, con riferimento in particolare a Mestre, ma in generale, sia necessario che ci sia una figura che coordini, ed ecco la figura del prosindaco o del vice sindaco, che non è detto che debba essere un politico, cioè, anzi deve essere una persona che conosce la città e che rappresenta fisicamente e quotidianamente, perché la sede del prosindaco di Mestre non è Cafarsetti, è via Palazzo, rappresenta il comune ora voglio essere chiaro, perché questo è un punto che riguarda me personalmente. Questo non significa, perché questo l'ho sentito nelle discussioni, non significa che allora il sindaco sta a Cafarsetti e non si vede mai a Mestre, che sarebbe un errore gravissimo. Il sindaco deve essere il regista dell'operazione complessiva del governo della città, e però deve avere anche diciamo, una troupe, no, che gli consente di gestire. Valuteremo se questa soluzione, che io vedo indispensabile per Mestre, debba essere anche fatta per Venezia e le isole, lo valuteremo. È chiaro che nel caso fossero 2 ci vorrà anche la parità di genere, nel senso che almeno uno sia un uomo. Almeno uno sia un uomo, questa mi è piaciuta. Bene. Ho notato che nel suo programma lei affronta anche l'argomento della sanità pubblica. Sì. Qual è il suo progetto in questo senso? Sì, lo affronto per 2 motivi, perché dopo questi mesi la percezione della urgenza della sanità è cresciuta moltissimo nei cittadini. Il virus ci ha messi in una posizione di tensione, e lo vediamo anche in questo periodo, e quindi i cittadini hanno diritto di una risposta. La seconda perché il sindaco della città metropolitana, perché ricordiamo che il sindaco di Venezia è in automatico sindaco della città metropolitana, ha delle competenze e ha degli obblighi. Io penso che il sindaco di Venezia, sindaco della città metropolitana, debba chiedere alla regione di poter discutere anticipatamente dei piani sanitari, primo luogo. Secondo luogo, noi abbiamo bisogno di assicurare presidi sanitari diffusi nel territorio. Quello che ci ha dimostrato questi mesi è che accanto a buoni ospedali, ciò che rende buona una sanità è una diffusa presenza della sanità di base nel territorio. Allora io penso che il comune, che è anche il sindaco, è anche, diciamo, autorità sanitaria, no? Debba occuparsi di questo. Per esempio, molto banalmente, favorire attraverso spazi messi a disposizione che i medici di base possano organizzarsi in ambulatori senza pagare magari affitti troppo elevati, eccetera. Presidi sanitari nel territorio. C'è stata a Venezia una difesa dell'ospedale civile giusta, c'è il problema dell'ospedale al Lido, c'è il problema della valorizzazione ulteriore del nostro ospedale qui a Mestre, insomma, presidi sanitari. Quindi il Comune ha dei compiti, e io penso che dopo quello che è successo il tema salute e sanità sia tra i primi posti nell'agenda politica. Bene, grazie. Ritorniamo a qualcosa, alla cultura che prima aveva accennato. Allora, la cultura a Mestre in terraferma non è certo sufficiente per un territorio così vasto e con così un altissimo numero di abitanti, di residenti. Mestre è la terza città del Veneto e si merita ovviamente un'attenzione e una stagione culturale adeguata. Qual è il suo progetto per diciamo, ripensare la funzione e l'offerta culturale nella terraferma?
Beh, intanto fare l'assessore alla cultura, che vale per tutto il comune, che oggi non c'è e che trovo un po' singolare che una città come Venezia non abbia un assessore alla cultura. Ecco, scusi, quindi come sindaco lei non si terrebbe la delega alla cultura? No, lo considero un errore, per due ragioni. La prima perché, come ho detto prima, il compito del sindaco è fare il regista e quindi coordinare un'intera attività. In secondo luogo perché, come tanti operatori culturali ci hanno detto in queste settimane, hanno bisogno di un interlocutore costante e quotidiano che si occupi nel merito e prenda delle scelte relative al merito, e quindi c'è bisogno di chi se ne occupa a tempo pieno di cultura, e quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa che va fatta è mettere insieme subito, chiamiamola cabina di regia come vogliamo, tutti i grandi enti culturali di Venezia, di Mestre, e dire adesso un piano integrato che offra una progettualità ai veneziani, ai mestrini, ai turisti, di una forte capacità che abbiamo, che siamo in grado di fare, e che tra l'altro prolunghi la stagione, perché in questo caso paradossalmente potrebbe essere più rivolto a un'esigenza veneziana, che cioè Venezia e Mestre d'inverno non sono solo nebbia, no, sono anche vita quotidiana, quindi perché le attività culturali devono avere un'interruzione? Quindi un programma per tutto l'anno, un programma integrato, e attenzione, questo lei ha toccato un punto interessante quando ha detto Mestre è la terza città, è un programma che è rivolto al resto del territorio veneto, perché in una sana e legittima competizione e collaborazione, Padova, Treviso, pensiamo alle mostre che Treviso fa, i Carraresi, no? Eccetera. Allora perché Mestre non può avere un proprio piano al quale poi, come dire, guardano non solo i cittadini di Mestre ma anche il territorio circostante, diventare attrattiva nei confronti dell'entroterra in generale? Io questo lo dico perché ho anche un'opinione relativa al ruolo di Mestre in generale, che è il fulcro dello sviluppo della città metropolitana e dell'area integrata che va tra Venezia, Treviso e Padova, perché Mestre ha queste potenzialità, essendo una città di commercio e di servizi, ed essendo un po' lo snodo di questo territorio. Quindi la terza cosa che bisogna fare, parlando di cultura, è valorizzare la produzione culturale, perché noi abbiamo un sacco di associazioni, di persone, di artisti che lavorano e devono essere valorizzati, cioè portati a e quindi immaginare mostre, immaginare interventi, e allora ci vogliono spazi. Qui abbiamo il grande problema delle M9, no? Che dobbiamo porcelo, ma non solo, spazi, risorse. Io penso che sia un pezzo, attività economiche, ambiente e cultura sono le tre questioni sulle quali si gioca il futuro. L'ho chiesto anche a Giovanni Andrea Martini, c'è stata riportata l'esigenza di poter proseguire la linea del tram fino all'ospedale dell'Angelo, perché ci sono dei problemi appunto per le persone soprattutto anziane. Lei come la vede questa cosa? Io sono d'accordo, so che è un tema complesso, ma tram all'ospedale, tram all'aeroporto sarebbero la soluzione di tanti problemi. Anche il tram all'aeroporto? Sarebbe una soluzione, il che non mette in discussione anche altre progettualità di cui si sta discutendo, di tipo ferroviario, che però forse a quel punto potrebbero essere ripensate, ma indipendentemente dagli altri progetti, francamente che il tram si fermi non vada all'ospedale e si fermi a Favaro senza arrivare all'aeroporto, che ce l'ha lì, cioè nel senso, ma vorrei dire una cosa un po' più avveniristica. Teniamo conto che se immaginiamo questa città che si sviluppa nei termini che stiamo dicendo, potrebbe essere che tra qualche anno ci venga posto il problema del tram a Spinea, cioè una rete integrata, usiamo il termine del tram per capirci, intanto pensiamo all'ospedale e all'aeroporto, ma una rete integrata
che in qualche modo questa città diventi veramente il punto di attrazione di un ambiente più vasto. Ecco, a proposito del tram, io però devo assolutamente ricordare che quando è stato fatto qui, cioè quindi tutte le reti, Mestre è stata devastata. Non è stata devastata solo dal punto di vista degli scavi e delle sottostazioni che sono state fatte, ma tantissime attività sono state chiuse, cioè hanno dovuto chiudere per disperazione. Quindi bisognerà prendere diciamo, in considerazione il fatto di tutelare anche, a parte il fatto che da quella parte non ci sono neanche tante attività commerciali, però la costruzione del tram qui a Mestre, a Favaro, è stata veramente devastante. Io ho visto gente piangere nel 2009 perché aveva diciamo, le transenne davanti, i panifici non avevano più è stata una cosa terribile. Quindi nel caso lei diventasse sindaco bisognerà innanzitutto tenere quel rapporto che diceva appunto con i commercianti e anche con le altre attività produttive, perché sennò non se ne esce, diciamo così. Sì, anche qui ci sono esperienze in giro per l'Europa che hanno affrontato situazioni di questo tipo con una buona capacità di ridurre il disagio, che è un tema fondamentale. Non si può interrompere la vita di una città mentre si fanno dei lavori. Si sa che i disagi ci sono, si guarda l'effetto positivo successivo, ma è chiaro che intanto la vita deve andare avanti. È giusta come osservazione. Ecco, ho visto che lei nel suo programma pone particolare attenzione al settore dell'agricoltura e della pesca sostenibile, che non ho visto da nessun'altra parte. Che cosa si spiega? No, infatti devo dire sinceramente che mi ha un po' stupito, perché più di qualcuno mi ha detto ma sei l'unico candidato sindaco che parla di agricoltura, candidato sindaco a Venezia che parla... Ma dico scusate, ma intanto le isole, è riconosciuto che le nostre isole hanno un valore anche di produzione agricola, ma siete mai stati al Tarù? Siete mai stati fuori dell'Arino e Campalto? Avete mai visto che ci sono delle aziende agricole, tra l'altro con molti giovani, cosa da tenere conto, in agricoltura ci sono molti giovani che producono e che quindi se noi le aiutiamo a essere aziende agricole anche di qualità, non voglio dire biologiche nel senso del 100%, ma cioè fortemente qualitative, noi alziamo anche un livello della qualità complessiva della nostra produzione, e c'è anche un pezzo di un turismo che può essere, c'è persino un'ippovia. No? Allora, parlavamo prima dei forti, del tracciato dei forti, pensiamo a questa, l'agricoltura è uno straordinario valore anche economico, e peraltro l'estensione in chilometri quadrati dell'agricoltura nel comune di Venezia è amplissima, più di quanto normalmente si pensi. Quindi l'agricoltura, che poi potrebbe diventare un circuito per cui tu poi i prodotti locali fai in modo in accordo con gli ristoratori eccetera eccetera, è una valorizzazione complessiva di un territorio che ha delle potenzialità straordinarie, e quindi sì, io metto l'agricoltura tra i punti centrali del sindaco di Venezia. Lei pensa che a Venezia, Mestre e Marghera e in genere in tutta la terraferma il settore dell'aiuto sociale e dell'assistenza sia stato realizzato in modo positivo da questa amministrazione, oppure bisognerebbe intervenire ancora? In che modo? No, il settore sociale è deficitario in maniera... d'altra parte prima abbiamo parlato di sicurezza e abbiamo parlato di assistenza, quindi lo tocchiamo con mano la inadeguatezza, ma io penso che la ragione, non voglio fare motivazioni di retropensiero, voglio fare un ragionamento molto pratico. La ragione è la scelta di carattere economico, cioè questa amministrazione ha pensato che il risanamento del bilancio, cosa giusta in sé, fosse lo scopo principale della propria missione, tant'è che in questi ultimi mesi sbandierano il risultato, no? E questo ha avuto come conseguenza negativa il deprezzamento invece del fatto che
Il problema di un'amministrazione pubblica è diverso da un'azienda. L'azienda fa dividendi alla fine, l'amministrazione pubblica gestisce il bilancio in maniera sana, ma in funzione poi degli obiettivi che deve raggiungere, e in questo senso non aver dedicato uno spazio di bilancio, averlo addirittura tagliato ai servizi, lo trovo sbagliato. Va ripristinato in un'ottica sempre di attenzione, ma questo voglio dire, facendo da un po' di anni sottosegretario all'economia, su questo, il fatto che il bilancio deva quadrare, non ho bisogno di portare, diciamo, credenziali. Però invece so anche che un bilancio comunale non ha come obiettivo l'attivo in sé, ha come obiettivo una buona gestione delle risorse finalizzate a degli obiettivi. Certo. Ecco, Marghera, lei sa che Marghera e Mestre hanno avuto sempre una storia parallela, perché purtroppo Mestre è sempre stata definita come il dormitorio di Marghera, no? E adesso naturalmente questo grande insediamento, adesso da anni, questo grande insediamento industriale, che è la zona più ampia d'Italia, ha avuto, diciamo, un tracollo, quindi da anni si progettano cose nuove, però in sostanza non c'è stato niente, non c'è stata nessuna realizzazione. Come penserebbe lei di cambiare questo trend, anche alla luce del fatto che, come ho anche citato con degli altri suoi appunto avversari, in varie città europee ad alta densità industriale invece si sono fatti dei progetti bellissimi, quindi come dal punto di vista culturale, sociale, tecnologico, turistico. Ecco, come penserebbe lei di poter intervenire? Penso che ci voglia un salto logico, cioè nel senso che Marghera ha una vocazione industriale innata, perché c'è questa storia, però quel tipo di industria non è più disponibile per un rilancio anche economico. Allora la vera domanda è se abbiamo il coraggio di pensare che Porto Marghera può avere un futuro come un grande incubatore di industria e innovazione. Io penso di sì. Le faccio degli esempi. Adesso in questi ultimi tempi si sta affermando la tesi, che credo sia giusta e anche ce ne accorgeremo tra un po', che l'idrogeno rappresenta un grande propulsore alternativo a quelli tradizionali. Bene, perché Marghera, come nel 1917 divenne il grande polo siderurgico o chimico, perché Marghera non può diventare non ci può essere a Marghera una grande centrale che produce idrogeno, che tra l'altro avrebbe degli effetti positivi anche per l'economia della città, perché prima o dopo bisognerà pensare a chi trasformare la propulsione in laguna dei mezzi pubblici verso una in prospettiva più ecologica. Oppure parlavamo prima di agricoltura, ma un grande polo agroalimentare, perché arrivano i prodotti dal resto del mondo e poi possono essere trasformati, attività che già ci sono e però vanno implementate e aiutate. Oppure il digitale, di cui tanto si parla e che ha bisogno di essere portato anche in attività produttive diciamo, nel nostro paese. Allora io penso che il Comune dovrebbe fare subito una vera agenzia per lo sviluppo del territorio e utilizzare gli strumenti che ci sono. Lei sa che la legge attuale prevede, è stato fatto l'anno scorso nella legge di bilancio, la ZLS, cioè una zona speciale di tipo fiscale, che tra l'altro volutamente abbiamo esteso anche a Murano, perché il vetro di Murano va assolutamente tolto dalla crisi in cui si trova. Marghera quindi ha questa possibilità. Quindi da un lato un grande incubatore di industria innovativa, e in questo senso potrebbe esserci un effetto positivo anche per Mestre, perché lei prima accennava al grande tema del dormitorio, ma io accenno anche al tema del centro direzionale, no? Cioè di queste attività innovative, e l'altra parte il porto, cioè noi abbiamo un porto che va tenuto, potenziato e fatto in modo che rappresenti
quel pezzo importantissimo di economia del territorio, attraverso, uno, ho parlato adesso di alcune trasformazioni, e due, guardate che la stragrande, una grande numero di aziende da Brescia a Padova vanno a Genova a caricare e scaricare, allora vediamo di essere anche attrattivi nei confronti del territorio circostante, quindi Marghera, porto e incubatore di attività innovative. Bene. Ecco, ci stiamo avvicinando verso appunto la conclusione, le faccio ancora una domanda sull'ambiente. Allora, nel Comune di Venezia c'è il regolamento per il verde pubblico e privato appunto del Comune di Venezia. Molte associazioni e i verdi si lamentano, e si sono lamentati, ma anche gruppi di cittadini, per il fatto che a Mestre comunque continua ad esserci poco verde, che non ci sia un piano, anche qui un disegno per la gestione organica, diciamo, del verde, e che quindi tutto quello che è stato fatto finora sia comunque da implementare, da migliorare, da pensare in modo diverso. Lei che cosa pensa in proposito? Assolutamente sì, è del tutto evidente che c'è uno spazio di implementazione straordinario. Allora, prima abbiamo parlato dei grandi punti ambientali, no? I parchi, San Giuliano, cioè tutto quello quel polmone, no? Che le isole, ma io penso al verde in città, al verde urbano, e lo faccio con un esempio personale, semplice, che fa capire che è possibile. Quando ero ragazzo io abitavo a Canareggio, in Campo Santi Apostoli, parlo per quelli che conoscono e molti mestrini pervengono da Venezia, e in Campiello della Cason non c'erano alberi. E quando sono stati piantati, io ero ragazzo, ci ridavamo dietro perché erano robette strimilzite, no? Adesso sono due alberi bellissimi, ampli, dove c'è un risultato positivo per l'ambiente, un ristoro e un piacere per i cittadini. Allora perché non possiamo immaginare di piantare alberi, cioè di curare il verde nella città implementandolo? Ma vogliamo fare anche un esempio mestrino? Via Dante di adesso non è la Via Dante di anni fa. Può darsi che l'abbia fatto questa amministrazione, se l'ha fatto gli do merito, quindi ma tutto il resto però non è stato fatto. Quindi immaginare un grande piano ambientale è fondamentale, perché qualifica l'idea con la quale tu immagini la vita delle persone, la vita dei cittadini in un ambiente nel quale tu vivi meglio. Pensiamo che rapporto c'è tra, ad esempio, ambiente e sport, no? E quindi quale ruolo potrebbe avere l'attività, ma potrebbe avere ulteriormente l'attività che ce n'è molta sportiva a Mestre, inquadrata anche in un'ottica di difesa e tutela dell'ambiente. Quindi sì, se vuole la battuta piantiamo alberi può essere semplicemente rappresentativa del fatto che nei centri città e in centro città a Mestre si può fare molto di più. Ecco, c'è un discorso che è una cosa che parte da me dopo aver riflettuto e aver visto la vita vera che si svolge qui in centro. Per questioni di sicurezza, molti anni fa sono state tolte le panchine praticamente dappertutto, perché purtroppo c'erano balordi stanziali, c'era degrado, eccetera. Però un verde senza un luogo dove le persone si possano sedere, e parlo per esempio anche delle persone anziane con le badanti, per esempio, che riescono a sedersi solamente in piazza perché ci sono, o al bar, così, però non c'è questa sensazione piacevole di potersi sedere sotto le fronde di un albero oppure da qualche altra parte, perché mancano le panchine. Però questo fa parte di un disegno, di quello che dicevamo prima, anche sulla sicurezza. Quindi bisognerà valutare sicuramente anche questo aspetto, perché mettere verde senza mettere dare la possibilità di goderselo non è possibile. E faccio un altro esempio che si può anche collocare logisticamente in più posti. Se io comune in maniera zelante metto le altalene per i bambini e poi non ci metto la panchina,
dopo 20 minuti i papà, che sono più pigri delle mamme, no, prendono il bambino e se ne vanno. Allora, voglio dire, è un problema di idea di città, no? Cioè che idea di città ho e cosa voglio realizzarla. Quindi il tema della possibilità di condividere gli spazi, la ragione per la quale sono state tolte era un eccesso di preoccupazione rispetto a una situazione anomala, ma noi tutto quello che stiamo dicendo è che dobbiamo rendere i quartieri assolutamente vivibili, perché questo scaccia, no, la parte anomala. E allora se io ho la panchina, il papà si siede e porta il bambino, la situazione è già maggiormente sotto controllo. L'anziano a cui lei faceva riferimento, sì, insomma, francamente una città che vive è una città che sta in piedi e che è anche seduta. Certo. Ecco, l'ultima domanda. Nei primi 6 mesi di suo mandato, nel caso diventasse sindaco, su cosa metterebbe le mani per Mestre la terraferma? Cose immediate. Una l'ho già detto prima, istituire subito la figura del prosindaco, perché poi deve lavorare anche lui. Certo. E poi direi questo, un piano sul commercio, attraverso un rapporto subito di collaborazione con i commercianti, e non solo i commercianti, bisogna anche sentire i cittadini per capire, con un piano sul commercio, prendere subito il dossier del triangolo stazione Piazza Barche Umberto I, perché l'Umberto I non può restare così, bisogna dare subito una risposta, e io ho già detto, penso che sia il prolungamento del centro, no? Da Piazza Ferretto Candiani si va subito in un'area diciamo residenziale, verde, c'è spazio, è grandissimo, uno spazio immenso, quindi prendere in mano questi dossier e fare subito alcune soluzioni pratiche come quella dei parcheggi. E poi un'altra cosa che è meno facile, ma va presa in mano subito, un piano fiscale, perché non è facile, bisogna essere onesti. Ma insomma la questione della tassa sui rifiuti, la questione dell'IMU, insomma la questione delle tasse di competenza comunale, l'addizionale, diciamo che a Venezia si pagano troppe tasse. E Mestre di più. A Mestre di più. Bene, allora io adesso la invito a guardare la telecamera e a fare un appello al voto, perché i cittadini di Mestre della terraferma, e poi i veneziani, ci sarà qualcun altro che lo fa, dovrebbero votare per lei. Ma penso che la ragione di fondo per la quale bisogna si può scegliere la mia candidatura è perché è evidente che bisogna cambiare, è un sentimento diffuso, bisogna cambiare sia nella progettualità. L'amministrazione attuale ha gestito al massimo la quotidianità, lasciando anche molte cose scoperte, ma il futuro della nostra città è fatto da una idea di città, e la ragione seconda è che bisogna farlo con una attività collettiva, cioè non c'è nessuno che può risolvere da solo questi problemi, bisogna fare uno sforzo di stare insieme. Io metto a disposizione esperienza, metto a disposizione una visione del rapporto con i cittadini costante e quotidiano, parlo di comune a chilometro zero, e metto a disposizione anche l'idea che la quotidianità e la prospettiva non sono separabili. Certo, si tratta di dire con grande chiarezza che c'è anche bisogno di risorse per fare tutto questo, ma sia le risorse europee, sia quelle che possiamo chiedere nel finanziamento costante che deve venire alla legge speciale, ci daranno la possibilità di fare un salto di qualità per tutta Mestre e per tutta Venezia. Bene, allora io ringrazio a nome personale, a titolo personale e a nome di tutti i soci e coloro che seguono di Mestre Mia, perché lei ha accettato di venire qui, ci ha raccontato molte cose, quindi la ringrazio. E ringrazio naturalmente anche tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questa mattinata, e dico che i prossimi 2 appuntamenti saranno oggi nel pomeriggio. Il primo sarà alle 18:30 con Maurizio Callegari della lista Italia Giovane Solidale, e poi questa sera alle 20 con Alessandro Busetto, candidato del Partito Comunista dei Lavoratori. Quindi ci vediamo più tardi per questa, diciamo, maratona elettorale, e grazie ancora a tutti e buongiorno. Grazie.